Buongiorno, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. Il Premier Mario Draghi ha parlato questa mattina nell'Aula del Senato del conflitto in Ucraina e ha usato queste parole: serve una reazione ferma e rapida contro la Russia. Sentiamo il servizio di Anna Chiara Giordano. 20 minuti di applausi, così il Senato accoglie il discorso del Presidente del Consiglio, un discorso durato 30 minuti, quello di Mario Draghi, in cui il Premier ha confermato la necessità di rispondere con una reazione rapida, ferma e unitaria a quello che ha definito il ricatto estremo del ricorso alle armi nucleari. Draghi ha poi ribadito l'intenzione di contribuire a sostenere l'emergenza in cui si trova ora l'Ucraina. Oltre ai 110 milioni già stanziati per aiuti a Kiev, si aggiungono il milione destinato al Comitato Internazionale della Croce Rossa, le oltre 4 tonnellate di materiale sanitario, le 200 tende familiari e le 1000 brandine. È poi previsto l'invio di farmaci e dispositivi sanitari. Sul tema del caro energia, il Premier ha poi affermato che le inevitabili ripercussioni della guerra vanno affrontate da tutti i paesi dell'Unione Europea con nuove misure a sostegno delle imprese e delle famiglie. E adesso la cronaca: falsi incidenti stradali per truffare le assicurazioni. Ci sono anche casi avvenuti in provincia di Varese nell'inchiesta condotta a Palermo che ha portato a 8 fermi e 23 avvisi di garanzia. Gli 8 fermati sono accusati a vario titolo di fare parte di un'associazione criminale che tra il 2017 e il 2020 si sarebbe resa responsabile appunto di una serie di truffe a numerose compagnie di assicurazione, truffe relative a falsi incidenti stradali, tutti con feriti e fratture ai danni di decine di vittime procurate con metodi violenti. Gli incidenti avevano tutti lo stesso copione. Le vittime hanno denunciato di essere state investite mentre percorrevano vie cittadine in sella a biciclette. Il giro d'affari economico dell'organizzazione sarebbe stato superiore al €1.000.000. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E spostiamoci ora a Malpensa, dove sono stati scoperti 2 traffici di valuta. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio di Anna Chiara Giordano. Nel bagaglio a mano, ma anche in 2 scatole di biscotti. Sono i posti in cui i funzionari dell'Agenzia Dogane di Malpensa, insieme ai militari della Guardia di Finanza, hanno trovato ingenti somme di denaro non dichiarate. 2 i casi. Il primo vede coinvolta una passeggera russa in arrivo da Mosca. La donna è stata fermata nel salone arrivi internazionali, dopo aver oltrepassato il canale verde nulla da dichiarare, con 78.000 euro nel bagaglio a mano. Subito è scattato il sequestro amministrativo di 34.000 euro previsto dalle normative valutarie. Nel secondo caso, il controllo è scattato a carico di un cittadino tedesco in volo per Istanbul. L'uomo trasportava 216.700 euro nascosti in 2 scatole di biscotti per bambini nel proprio bagaglio da stiva. Anche in questo caso è scattato il sequestro amministrativo per la somma di 103.350 euro. Torniamo a Varese: rose bianche e blu, mazzi di prezzemolo e persino uova fresche lasciati davanti alla porta di casa della ex fidanzata per convincerla a tornare con lui. Una raffica poi di regali non graditi che, uniti a una tempesta di telefonate e messaggini, oltre ad appostamenti e pedinamenti fino sotto casa, sono costati a un quarantenne varesino l'accusa di stalking nei confronti di una donna di quasi 20 anni più giovane di lui. Questa mattina in tribunale a Varese l'udienza preliminare a carico del quarantenne. Maggiori dettagli si possono leggere su prealpina.it. Domenica a Varese il Giro del Lago. Vediamo la presentazione nel servizio di Adriana Morlacchi. Siamo qui in compagnia di Marco Rampi di Africa Sport, che ci spiegherà come sarà la manifestazione di domenica intorno al lago di Varese. La gara si svolge lungo la pista ciclopedonale del lago di Varese. È un modo per valorizzare sicuramente la bella pista ciclopedonale e dall'altro è un modo anche per non dare così fastidio al traffico automobilistico che sempre ha voluto avere e ha la precedenza. È una manifestazione iscritta al calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, quindi per la prima volta si corre lungo la pista ciclabile e la grande novità di quest'anno è il discorso del plogging, quindi questa attività che si può fare mentre si cammina, si corre lungo la pista ciclabile
di raccogliere anche i rifiuti che si incontrano lungo il percorso, e quindi è un modo di fare attività fisica in prima persona e fare anche un'attività di tutela dell'ambiente, di protezione del nostro ambiente e del nostro territorio. I sottopassi della zona delle stazioni a Varese sono brutti, di nuovo imbrattati e con odori insopportabili. Vediamo il servizio di Renata Manzoni. La situazione del sottopasso che conduce da un lato alle Ferrovie Nord e dall'altro alla stazione centrale di Piazzale Trieste è quello che potete vedere. Vetri rotti ovunque, segni di urina da parte di chi li ha considerati un Vespasiano all'aperto di utilizzo semplicissimo, oppure i muri dipinti in qualche maniera da chi passava, non possiamo definirli graffiti, mostrano quello che potete vedere se passate per questo intrico di corridoi malamente illuminati. Eppure ci si aspettava qualcosa di diverso, dopo che in campagna elettorale si era assicurato da parte di tutte le compagini che qualcosa sarebbe stato fatto per migliorare lo stato di questi sottopassi cittadini, utilizzati ogni giorno da centinaia e centinaia di persone. E questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al TG delle ore 19. Buona giornata.